Sbarbatore napoletano, eccomi qua. Allora, cosa faremo oggi? Niente, oggi come già vi è stato accennato le volte scorse, non userò niente di particolare. Fa un caldo che non si può credere, si respira acqua anche fuori, non ti dà un briciolo di fresco. Allora, oggi andrò ad usare una cosa abbastanza odiata da tutti, da qualsiasi persona del mondo. No, vabbè, salvo il pennello Omega, questo qua piccolino, quindi già vi lascio presagire una cosa piccolina, una scritta piccolina. Dovrebbe essere questo il 10275, se sbaglio correggetemi, ne avevo messi due da parte, il 10265 e il 129 dell'Omega. Vediamo se non ho invertito le scatole, come probabilmente può succedere, perché certe volte ne tiro fuori come adesso, ne ho due tirati fuori, e l'altro a cui facevo riferimento era questo, sempre il pennellino piccolo, densità diversa, ciuffo diverso, grandezza diversa di ciuffo, come densità diversa anche di ciuffo. Sono indeciso ancora su quale usare, ma tanto uno vale l'altro. Due pennelli in setola, di quelli piccoli, diciamo da viaggio, come detti da viaggio. Il caldo che fa, barba di, siamo sempre là 2 o 3 giorni, forse 3, non ricordo nemmeno, oramai siamo agli sgoccioli, stanno per finire le ferie, quindi credo sia una barba di 3 giorni, tranquillamente. Vado a fare una piccola passata veloce perché non voglio tediarvi con un video, diciamo, niente pre-barba sì, pre-barba no, se mettiamo pre-barba, togliamo pre-barba, facciamo pre-barba, non lo so, pre-barba sì, pre-barba no, non lo so, boh. Mettiamo un po' di pre-barba, facciamo un po' di pre-barba. Allora, pre-barba ho solo la bianca di Proraso, questa qua la vado ad aprire adesso che è nuova, perché l'altra mi era finita. Ecco qui vi mostro, nuova. È arrivato un messaggio, non lo so, boh. Allora, nel frattempo saluto Andrea Tarenzi, che ci siamo assaggiati poc'anzi. Saluto Fabio Cancelleri, che nemmeno oggi mi sono ricordato. Oggi sono andato avanti e indietro la mattinata tardi, perché come tante volte vi ho detto, quando sono di festa non voglio orologi che mi cavino il cazzo, vado a dormire tardi, tardissimo. Anche stanotte sono andato a dormire tardi, quindi mi sveglio quando mi pare, su vacanze, su ferie, se no che cazzo di ferie sono? Se io vado in ferie mi devo svegliare alle 6 del mattino, alle 7, alle 8, devo stare con l'orologio in mano, puntato, fai questo, fai quello. Però quando c'è impegni, vedi, comunque, però mi sono mosso con comodità, ho girato i miei soliti ospedali per andare a ritirare un referto. Niente di una cosa che già avevamo avuto la risposta, dovevo ritirare solo il cartaceo, che poi ci stanno mail, ci stanno tante cose. Dico io, sto benedetto cartaceo, mandatelo via mail, uno se lo stampa e via così. No, ti rifà 20 e rotti chilometri, ne ho fatti veramente più di 50. Ne ho fatti 32, sì, avrò fatto una settantina di chilometri tra una ospedale e l'altro, perché il rincoglionimento poi ti prende. Allora saluto Fabio Cancelleri, saluto Stefano del gruppo La Satura Tradizionale 2.0, saluto gli amici del gruppo Gentiluomini della Satura, quindi Simone Isu, Fabio l'ho detto, poi saluto, dove è andata a finire il coperchietto di questa. Saluto i ragazzi di Scevolandia, Giuseppe Carpa, Michele Delicati, da ridere adesso l'ho fatto in Giacomo. Saluto, mamma mia, niente, porco Dio. Saluto, allora, non tira un filo d'aria nemmeno
nemmeno niente, non tira un filo d'aria, proprio è... Allora ho messo nel frattempo a bagno il sapone, questo qui di Bottega Verde, che non uso da mesi, non uso questo sapone. L'ho messo un po' a bagno, ma col caldo che fa se ne frega. Mamma mia. Ed è un caldo atroce, ma io passo un po' d'aria da una volta in un'altra, perché veramente non ce la faccio proprio, è incredibile. Spruzzo un po' di spray qua. Il bello è che il tempo minaccia pure grigio, minaccia pioggia, minaccia tempesta, ma niente da fare proprio. Pesante, pesante, pesante. Allora, stavo dicendo, volevo usare sto pennello qua, non lo so, quell'altro video, no, usiamo questo, vai. Ogni tanto una bagnatina generale, ho anche l'abitudine ogni tanto, quando mi ricordo, l'abitudine, quando mi ricordo, è bello fatto, l'abitudine di avere, ma perché dici queste cose? Ma che fa? Sei un buciardo. Sto prelevando direttamente dal saponcino, che è un sapone, da quel che avete potuto vedere, un sapone solido, ultra solido, mega solido. Che un bel saponcino, già ve l'ho portato in video qualche volta, una volta forse. Comunque un bel saponcino, piacevole, piacevole anche nella profumazione, fa molto crema, fa molto benessere. Ma salute, ero rimasto i ragazzi Sciolanda, Giuseppe e Michele li ho salutati, Ciro Prencio e Matteo Preda, saluto tutto il gruppo ovviamente. Ivan Bartu l'ho salutato, sì, sbarbiamoci senza pensieri, sì, gentiluomi della rasatura pure, saluto Sergio, saluto Gino che non vedo ancora, saluto Gianni da Sede di Sicurezza, che ho visto, ha fatto un video ancora, devo guardarlo, perché l'ho visto proprio qualche minuto fa. Aspetta Andrea col suo video ovviamente. Eros pure ha fatto un video, saluto. Riccardo, saluto Giovanni Danza, saluto ho aperto le finestre e sta entrando un po' di fresco, un po' di, la finestra, sta entrando un po' di fresco. Di fresco, perché fresco? Saluto Andrea Palamides e i ragazzi della comunità, saluto sono abbastanza stanco. Più che altro affaticato da questa temperatura, da queste cose, pure quando siamo andati alla casa delle farfalle c'era un'afa che si faceva fatica a respirare e penso tutta quella gente, tipo come mia moglie pure, se faccio fatica a respirare io, figurati loro. Ma insolita, un'afa insolita, proprio non c'è sole e non si respira, le temperature per quanto possano abbassarsi è sempre un...
Poi sono pure tempi che sono pericolosi, perché col caldo che fa, quando minaccia pioggia, qua non è che viene a fare pioggia, qua vengono a fare i soliti temporali, quelli brutti, quelli pericolosi, che rompono poi le scatole. Metto ancora acqua, poi sono certo che per il resto di giri, vabbè, che allora il sapone è bello che è fatto, non ne ho prelevato moltissimo questa volta e si vede, ecco qua, il sapone è bello che è idratato. Non aggiungo altra acqua, anzi gli voglio aggiungere altra acqua, visto che ancora non vi ho detto che, ma penso l'abbiate capito, sono quegli attrezzi che poi anche questo è un po' di tempo che non lo uso, nemmeno nel privato. Ho dato una scoramellata, penso dovrebbe andare bene, però siamo sempre lì, se non lo provi non puoi sapere. Allora, idratazione della pelle, qua casomai la devo asciugare la pelle, non la devo idratare, c'è un tempo che fa schifo. Ecco qua il Timor, questo qua 6 ottavi, allora fuori è un continuare di toni, mi sa che sta arrivando qualcosa, sta per arrivare qualcosa di veramente pesante. Spero di no, perché mia moglie è andata di là un attimino a trovare il padre. Vabbè che di là sta sicuro, basta che non si fa bene in mente di muoversi, perché poi comincia a pensare a me di qua e tutto il resto. Fa lo stesso rumore di quando passa un aereo, però a differenza che non sta passando l'aereo, quella è la cosa bella, capito? Allora quando è così è proprio tempesta proprio, ed è anche pericoloso, Se mi vedete sparire improvvisamente col telefono con le scene da film, sono io che sto volando via. Ecco qua, ho portato via pure un pelo del pennello. Sta cominciando a scendere giù acqua, forse, non lo so. Allora, sicuramente sulle zone limitrofe 100% starà tempestando di brutto.
speriamo bene. Va bene, nel frattempo sicuro al 100%. Giornate così lasciano sempre forti preoccupazioni, perché comunque un conto sta piovendo, un conto è che arriva una pioggia normale, di quelle normali, che uno dice vabbè sta piovendo, sti cazzi, sta a casa, chi se ne frega, no? Ma un altro conto è che ti arriva ecco qua. Un attimo solo, vado a riprendere mia moglie. Rieccomi qua. Allora, tutto quello che dico a mia moglie di fare attenzione, non tornare mai da sola, non salire solo nelle scale, lei con questo po' che sta venendo giù ha avuto la splendida idea, ora sta piovendo proprio seriamente, ha avuto la splendida idea di tornarsene da sola, ok? Senza le chiavi, senza niente, meno male che c'ero io, nel frattempo mi si è seccato tutto in faccia e vabbè. Faccio un attimo una passatina al volo, anche questo fa parte del video. Faccio un attimo una passatina al volo, tanto mi era rimasto poco da fare. Sapete, quando uso il mano libera non sto lì a ricamare, a fare, a dire, perché sapete che si raggiunge il BBS con mano libera, sì, si raggiunge il BBS con mano libera, soltanto che ci vuole pazienza e tempo. Non vi voglio sparare un video da un'ora, se vuoi il BBS devi stare là con calma, con tranquillità e te lo fai. Quando fai un video ci metti un po' più di tempo, perché sta lì a parlare, a fare, a dire, e quindi poi in più vabbè, ho risparmiato il tempo che mi sono allontanato per portare mia moglie sopra. Ecco qui al volo, giusto un po' così. Non so se si sente, non credo si senta dall'audio la pioggia che sta tirando giù, ma
l'impressione di essermi pizzicato, non è solo un'impressione, mi sono pizzicato proprio. Mano libera in attrezzo che non perdono un cazzo, se ne frega un cazzo di tutto, cioè. Non perdona niente, fai l'errore subito te lo fa pagare. Tra l'altro è appunto una lama libera, quindi farà un po' come cazzo gli pare, no? Cioè vuoi fare il mano libera, vuoi fare il grande che ti metti, fai qua, fai là, pensa a 100 cazzi e io quello aspetto e ti porta via, vedete? Mi sono pizzicato. Mi trova scuse? No, ve l'ho sempre detto, con le lame il taglio è dietro l'angolo, basta un attimino una distrazione e potete essere bravi come vi pare, basta che ti distrai, fai un attimo una mossa azzardata e lui subito ti racconta la sua. Nel frattempo non so se si sente la pioggia che sta venendo giù, ma ne sta venendo veramente. Vedete com'è l'impugnatura, guardate. Ciò non vuol dire che evitate di farvi male, cioè se date male il rasoio vi fate male uguale. E sciacquo un attimo il viso per vedere le piccole imperfezioni. Ecco qua, ce ne sono. Se date male il rasoio vi fate male, quindi questo punto qua per me è fatale, vedete, questa è una cicatrice di quando ero piccolo e qua in mano libera ci mette poco ad impuntarsi, È un punto abbastanza difficile per me quello.
ecco qua. Ecco qua, ecco qua. Vado a curare quelle che io chiamo le zone del 90° minuto. Perché lo chiamo così? Perché basta un attimo e ti sacrifichi su quelle zone là, quindi è un attimo proprio. Ecco qua, sono pulito, sta a posto, ok. Sciacquo un attimo il viso. Una passata di lume di rocca per bruciarci ben bene. Cioè, io devo mostrarvi un attimino la situazione fuori com'è. Ecco qui, vediamo se si riesce a vedere, se riuscite a vedere, non credo si riesca a vedere la pioggia che cade giù, veramente una cosa da paura proprio. Non ho capito il perché. Vi ho fatto fare pure una affacciatina alla finestra di casa per farvi rendere conto di quello che sta avvenendo giù. Nel frattempo mi accorgo di avere ancora un po' di roba qua. Ok, va bene. Allora, al lume di rocca, eravamo rimasti al lume di rocca che dovevo passare col volto bagnato, umido e tutto quant'altro. Allora, un po' sotto la zona a baffetto e sulla zona qua si sente un poco, il resto diciamo qualcosina proprio che appena accenna, quindi tutto sommato mano libera. Piccolo, niente, che se n'è pure andato, vabbè, avevo fatto un piccolo segnetto qua ma se n'è pure andato, quindi siamo a posto. Decenza le basette un attimo, basetta di qua, ok, basetta di qua, ecco qua, e sono a posto anche con le basette. Niente, so che questo video non piacerà a tanti perché il mano libera, diciamo, è un attrezzo che alcuni non vanno a guardare proprio il video, chi a noi ha il mano libera perché ha bisogno di parecchia concentrazione, quindi lascia poco tempo alle chiacchiere. E come avete ben visto è un attrezzo che non lascia molto da non vi lascia più di tanto, nel senso che vi va a punire là dove c'è la disattenzione, là dove c'è la mancanza di rispetto dell'attrezzo, quindi questi sono quegli attrezzi che io userei tutti i giorni, poi più lo usi, più impari a conoscerlo, impari a conoscerlo. Oddio, la conoscenza c'è dell'attrezzo, è soltanto che
La barba ti devi mettere là rilassato, concentrato, fa il video. C'è chi ci riesce con molta scioltezza, con molta tranquillità, c'è chi come me, diciamo, se si distrae un attimo si può beccare un attimo, ma non più di tanto. Poi è chiaro che se uno non è proprio portato, se uno non ha mai fatto uso di questi attrezzi, si va a buttare così nel vuoto. E allora dico sempre, guardate un attimino i video, che ce ne sta piovendo di brutto, guardate i video, che ce ne sono tanti, veramente ne girano tanti di video, tanti anche di cialtroni ne girano, tanti anche di gente che il rasoio non ha idea di come cazzo si mantiene, che lo va a mantenere così. Non si mantiene così, non si mantiene così, cazzo, non si mantiene, ve l'ho sempre detto, va mantenuto in questa maniera, così, va mantenuto così. Voi dovete avere modo di giostrarlo, di poterlo giostrare. Se vado a mettere qua e lo mantengo così, ma come cazzo lo giostro? È un attimo che si gira in mano e ti fai male. Ovviamente non è che voglio fare l'esperto del cazzo, ma ne vale per la gente che guarda. Fate sempre attenzione, guardate una persona che usa male qualcosa, se uno incappa nel vostro canale andate voi a dare informazioni sbagliate sull'uso dell'attrezzo, e l'uso sbagliato di questo attrezzo vi garantisco che può farvi male, soprattutto quando si gioca su queste parti qua. Un attimo l'occhio è vicino alla lama, e un attimo qua la gola, cioè vi fate male, vi potete fare pure tagli profondi, quindi manteneteli bene sti cazzo di cosi, perché vi fate male, manteneteli bene. Tante volte ho detto, per accostarvi prendete uno sciavetto, non è la stessa cosa, sono due attrezzi distinti e separati, ognuno ha il suo modo di essere usato, nel senso che ha la sua sensazione più che altro. Questo qui vi trasmette, perché è diretto, vi trasmette tutto, voi sentite nella mano quello che sta facendo il rasoio, oltre ad avvertirlo sul viso, oltre ad avvertirlo. Lo sciavetto è in diretto perché porta una lama che sta per cazzi suoi, quindi non vi trasmette, la lama non vi trasmette niente, non sentite la lama come cammina sul vostro viso, quindi la sentite soltanto sul viso, non la sentite sulla mano, quindi vi chiede più attenzione, è più facile tagliarsi con lo sciavetto che con questo qui. È molto più semplice dello sciavetto, però è una lama libera e profonda, non ha un'esposizione. Questa è lama, è esposta, tutta esposta, è libera, è una lama libera, quindi è un attimo a farsi del male. Accortenza da tenere, quella di affilarlo, saperlo affilare. Non datelo in mano a cialtroni, non datelo in mano a tipo che si piglia 5 euro all'arrotino, che viene da non so da dove cazzo viene, vi vuole affilare il rasoio sulla come affila le forbici, come affila le cotte, che l'affila pure quelli di merda, tra l'altro. Quindi non datelo in mano a persone inesperte. Ma la filatura della mano libera costa 30-40 euro, spendeteli. Se volete tenere il mano libera e non sapete affilare, spendete quei 20-30 euro. Sta cominciando, mi sa, anche a grandinare, per fortuna le macchine ce le ho dentro, stanno cadendo piccole pietruzze, grosse più o meno così, quindi altrimenti non è che sia impossibile arrivare all'affilatura di un rasoio, non è difficile, non è impossibile, si può fare. Allora cosa vado ad usare nel frattempo, mentre vi rompo i coglioni a parlare di queste cose? Cognac nero, poi rum, prendi spessa, butto sopra un bel brandy space. Cioè calcolate che sto a distanza dalla finestra tipo 1,5 metri, mi sta piovendo addosso. Vi dico solo questo, mi sta piovendo addosso. Bello, una botta di pinot, come cazzo si chiama, chiamatelo come vi pare. Comunque una bella botta di club Pinaud, lo chiamo Pinaud, lo leggo Pinaud. La cosa bella è che la gente ride quando uno sbaglia i termini in inglese, in francese o in che cazzo sia. Cioè ci sono gli stranieri che
L'italiano non lo pigliano manco da lontano e nessuno ride. Ah, sa parlare bene l'italiano, sentite pure che dicono ah, sa parlare bene, che cazzo senti? Cioè, vabbè, lasciamo stare, poi dicono che so io, capito? Però noi badiamo molto a questa cosa che dobbiamo essere tutti inglesi perfetti, dobbiamo essere inglese bello perfetto, bene per chi lo sa parlare, perché è una gran cosa, per chi conosce le lingue è un'ottima cosa, una cosa buona, non è che sto dicendo quelli che conoscono le lingue, fammi chiudere perché sennò quelli che conoscono le lingue sono defitte, arrivata all'acqua, fine, mi ha lavato la tavoletta del cesso, mi ha lavato a terra, benissimo, ci mancava. E quindi dopo deve andare pure a mettere a posto sta roba. Allora vabbè, andiamo avanti, stiamo parlando di rasatura e niente, la rasatura è finita, tutto bene, l'ho finita con quest'after, qualche parte un po' arrossata così che ci sono passato un po' di più, però bruciori concentrati qua appunto dove c'è questo poco rosso, diciamo, dove l'allume ha agito un attimino più e soprattutto dove l'after, perché questi after qui la parte alcolica ve la fanno sentire e vi fanno capire che l'alcol c'è l'alcol, oltre che hanno una grande persistenza, li adoro perché hanno una persistenza incredibile, cioè questi veramente si tirano avanti come un profumo, certe volte più dei profumi pure, certe volte più di profumi che costano si tirano avanti questo, quindi ottimi, veramente ottimi. E voglio cercare pure gli altri che non ho di questi, perché io ho tutti quelli a base alcol, tutti quelli che rappresentano l'alcol, ce l'ho io, cognac, rum, gin, cognac neat, whisky wood, ce li ho tutti. Questi qua ce li ho tutti, mi mancano quegli altri là, quello a vaniglia, quello, mi mancano quelli diciamo legnosi, no, legnosi pure questi sono legnosi. E quindi diciamo mi mancano un po' gli altri che appena li trovo è inutile che faccia affidamento dove andavo prima, perché sì non ti preoccupare, devono arrivare e poi stiamo sempre là. Mi dispiace perché io vedi do pure opportunità alcune volte ai negozi fisici di poter, oltre a dare indicazioni, tappe a chi magari si trova sulle zone, di poter acquistare alcuni prodotti, alcune cose, però poi dopo quando la parola non viene mantenuta onestamente è una cosa che mi dà fastidio e quindi lascio perdere e me li farò arrivare online magari appena mi trovo a fare qualche spesuccia, qualcosa vado. Il sapone è bastato perché sono andato a fare la giunta dopo, quando sono andato a prendere mia moglie per forza di cose, avevo il sapone in faccia che è uscito fuori, sono andato a quindi una sciacquatina a sto pennelluccio, l'altro lo alzo dall'acqua, lo strizzo e lo metto, ogni tanto l'idratatina fa sempre bene a sti pennelli, evita che le setole possano spezzarsi, perché quando vengono presi poi usati con le setole secche, aride, inasprite dal tempo, e allora là succede che si vanno a spezzare, si vanno a rovinare, salvo per un pennello che non porterò più in video perché sono rimasto abbastanza deluso, sempre un misto setola che mi ha deluso abbastanza sinceramente, perde peli a morire, non mi piace, appena posso gli strappo il ciuffo da sopra, comprerò un ciuffo di quelli Boti e via dicendo, GMDG o qualsiasi di questi ciuffi, e glielo piazzerò sopra il misto, me lo faccio come dico io, visto che evidentemente è nato sfortunato quello. Vabbè, voglio vi saluti, la prossima volta, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, lasciate un commento se volete, ma sarebbe utile anche un ciao, un semplice ciao ma anche il mi piace, la visualizzazione va bene lo stesso, poi a piacere vostro. E certe cose sono utili per visualizzare e mettere un mi piace, è utile per far salire i canali. Credo di aver dimenticato parecchie persone, forse da salutare, non lo so, però quando sto su due, Federico pure, non so se l'ho salutato, Teo, Luca Benincasa, che appunto Luca Benincasa si domandava, si poneva la domanda: ma il canale perché lo faccio? Allora,
come già gli ho risposto sotto, il canale uno lo fa per divertirsi, pure io lo faccio per divertirmi, ho questa passione, ho questa cosa, la coltivo fino ad un certo punto, al momento che per me sono arrivato, quando non arrivi mai, un po' come le penne stilocali, un po' come tutte quelle che esistono al mondo, tutte le varie coltelli, cose, qualsiasi cosa esiste, esce sempre qualcosa di nuovo che vi tira l'occhio. Ma io quello ce l'ho, sì, ma quest'altro, questo ha cambiato l'impugnatura, questo ha cambiato questo ha cambiato quell'altro, c'è sempre qualcosa che ci fa aprire il portafoglio e ci fa spendere fin quando possiamo, perché l'ho detto, quando non si può, non si può. Magari trovi pure il tipo, ma te ne sei andata alla casa delle farfalle, ma permettete che io tra fare qualcosa con la famiglia o comprare pennelli, rasoi, saponi o altro, io preferisco fare qualcosa con la famiglia. Credo che su questo siamo, almeno quelli che hanno una famiglia, siamo tutti d'accordo, no? È chiaro che uno non bisogna mai lasciare dietro la famiglia per prendere cose che appartengono ad una passione, ok? La passione si fa come si può, se si può e quando si può fare. Quando non c'è da scegliere, ma nemmeno, perché non bisogna mettere in scelta. Ve lo sto portando come esempio, che magari ci sta, magari chi può dire sì, ma qua, ma là, te per esempio dici che non puoi spendere soldi per comprare prodotti nuovi, poi te ne vai, me ne ando dove cazzo mi pare, tanto per cominciare. E seconda cosa, non butto dietro la famiglia per una passione, assolutamente, non lo faccio, non l'ho fatto mai, non butto dietro la famiglia, piuttosto preferisco, ecco qua, ho da parte 30, 40, 50, 100 euro, ok, pensa alla famiglia, ne ho 150, 120, posso pigliare una cosa al di fuori perché mi avanza una cosa di un budget che ho in testa, mi avanza questi soldi qua, ok, vedo un pennello, lo posso pigliare, lo piglio, vedo un rasoio, lo posso pigliare, lo piglio, vedo un allume di rocca, lo posso pigliare, vi porto il nuovo allume di rocca, vi porto il pacchetto di lamette, vi porto l'after, vi porto il pre-barba, vi porto una cosa. Se la posso portare la porto, se non la posso portare, vedrete video così, per chi si annoia, belli miei, non ci posso fare nulla. Questa è la possibilità del canale e credo che su questo ci troviamo tutti d'accordo, partendo dai gruppi, ai youtubers e a qualsiasi ragionamento si voglia fare, anche ai semplici appassionati. Non penso che i semplici appassionati buttino dietro la famiglia per fare un acquisto, per fare una cosa, si fa quel che si può. Si portano cose, là dove arrivano, là dove non arrivano, là dove le possiamo comprare, le acquistiamo. Se non si può né acquistare né arriva roba, si fa un video così per stare in compagnia, per farci 4 chiacchiere e 4 risate. Punto, basta. Credo sia più che sufficiente per una cosa che viene fatta così per passione, gratuitamente, senza impegni di nessuno, senza vincolare niente e nessuno a qualcosa. Quindi credo vada bene così. Vabbè, oggi stiamo a 43 minuti e parla, ora ci fate scendere giù in terra, al momento ci inciampata a India, oppure facete il gioco lì, a correre in coppa alla palla, cosa. Non facete male, attenzione. al prossimo video, vi saluto, vi auguro buon fine settimana, che siamo a venerdì, lunedì si comincia di nuovo con lavoro, quindi niente, riprendo di nuovo a fare video soltanto il venerdì, salvo non ci sia una diretta che parla di altro, salvo non ci sia qualche breve short che parla di qualcos'altro, oppure qualcosa per rispondere a qualche utente che ha fatto qualche domanda. Quando le cose sono lunghe, sapete, vi faccio i video e vi taggo nel video, oppure anche se non vi taggo vi nomino nel video in merito a quello che avete chiesto. E ci vediamo, io sto sudando come un cane, ha smesso pure di piovere, quindi farà ancora più caldo di prima. È venuto adesso, arrivasse un po' d'aria fresca. Ah sì, sta arrivando aria fresca. Vado a vedere sopra mia moglie cosa combina, perché sono le 19:02 minuti, dobbiamo ancora cenare, ovviamente, farà 7 minuti la boccia, ma già lo sta che vedo sotto la tavola, ma anche no. E saluto tutti quelli che non mi sono raffreddati alla mente, non per cattiveria, lo sapete, ma non è facile.
ricordarsi il nome di tutti, non ho liste, non so giocare col PC a mettermi là a fare la lista, a fare le cose e tutto il resto. E nel frattempo ecco qui il risultato della mia sbarbata, eccolo qui, mi avvicino magari, perché deve essere che monta vicino, si ma avvicino, eccolo qua, ve lo faccio vedere tutto quanto, eccolo qua. Sicuramente uscirà qualche pelo, oh, ma qua c'è stampito, c'è sta qualcosa. Non sono in BBS, perché non sono in BBS. Per stare in BBS mi sarei dovuto mettere là, fare altre passate, passare ancora il rasoio e tutto il resto. No, ve lo dico, il BBS se arriva, se non arriva uno deve stare 3 ore là fregare. Se devo dimostrare, se il rasoio porta, se il mano libera porta il BBS, sto là e mi metto a dimostrare. Ma sembra pure una stronzata andare là a stare 3 ore macchinosi a passare, perché poi devi bagnare con acqua, bello, idratare la pelle, passare, stare lì a massaggiare e via dicendo, e poi perché se fai diretto vai, poi non lo so se ci stanno quelli che hanno i miracolosi, i rasoi miracolosi, allora quella è un'altra cosa, alzo le mani, non lo so, tira anche vento, fra poco arriva una bufera, se sta a muovere tutto. Voglio ci vediamo la prossima volta, vi saluto perché voglio sistemare qua e me ne voglio la via coppa, voglio andare a vedere cosa succede sopra. Ci vediamo, fammi chiudere la porta se non sbatte, ci vediamo al prossimo video, buon fine settimana, ciao.